Ringrazio per l'ennesima volta Girgente Acque del regalino che mi ha fatto per la fine della stagione estiva. Grazie con tutto il cuore, grazie di tutto questo grande spettacolo. Colorata, di nero, tanto i problemi sono miei. Nuovo disastro ambientale a Porto Empedocle. Siamo alle solite, la stagione è iniziata male ed è finita peggio. Questa mattina siamo stati allertati dai cittadini e nuovamente il torrente del Re sta vomitando tonnellate di liquami a mare e tra i bagnanti. Per fortuna dalle immagini non si sente il cattivo odore, ma c'è da scappare perché è un concentrato di fogna. Si sarà bloccata nuovamente la pompa di sollevamento, la vasca di contenimento che era stata promessa per evitare tutte queste cose non è stata costruita e dire che costa poche decine di migliaia di euro e nuovamente le fogne sono andate a finire in mare. Stiamo facendo una colletta per costruire una cisterna onde evitare queste problematiche. Tutto qua, li ringraziamo sempre con tutto il cuore Girgente Acque di quello che ci offre. Di tutto e di più. C'è un disastro ambientale a tutti gli effetti, abbiamo chiamato l'ARPA, l'ASP, sta per venire pure la Capitaneria di Porto. Dobbiamo pensare ormai per il futuro, il comune di Porto Empedocle e Girgente Acque debbono pensare di costruire questa benedetta vasca di contenimento che nei momenti di bisogno permette il suo riempimento e che quindi non arrivino le fogne in mare.